Ciao a tutti voi da sardo ostinato e buon anno! Di certo non posso dire altrettanto per me. Qualcuno di sicuro si sarà chiesto che fine avessi fatto e come mai all'improvviso non ho postato più alcun tipo di video. Detto fatto, il sottoscritto il 12 dicembre a una velocità estremamente limitata in pieno centro a Milano è letteralmente scivolato con lo scooter sulla pavimentazione, la famosa pavimentazione di Milano, schiantandosi per terra. Nonostante la bassa velocità, il risultato è stato piatto tibiale della gamba sinistra rotta, con tanto di operazione, 3 placche e una gran bella vite. Ora, c'è da parlare un bel po' di questa sfiga, anche perché così mi sono rovinato il giorno del compleanno, mi sono rovinato il Natale perché l'ho passato in ospedale e ovviamente anche il Capodanno, perché comunque sia l'ho passato qui in casa, pur con l'affetto dei miei genitori che mi sono venuti a trovare ad aiutare. Una sfiga veramente allucinante, anche perché può sembrare assurdo, ma non vedevo l'ora di guardarmi Guerre Stellari e invece non posso vederlo. Come che sia, la situazione delle strade di Milano è sempre stata molto difficile. In tanti anni, andando in giro per Milano in scooter, non mi è successo praticamente nulla, incidenti o altro, niente di estremamente grave. Eppure questa volta a una velocità incredibilmente limitata, la ruota posteriore del mio scooter è letteralmente schizzata, come se avesse incontrato dell'olio, della ghiaia o semplicemente l'inizio del pavé della pavimentazione all'interno di questa via fosse talmente liscia che la ruota è schizzata. Una brutta sorpresa, perché comunque speravo all'inizio di una bella distorsione, perlomeno mi sarei rimasto in piedi, e invece no. Il fatto peggiore è che praticamente la gamba è proprio rotta e ora sono in stampelle con un tutore. Della mia vicenda, della mia storia io ho raccontato veramente tanto come un diario di bordo all'interno del mio blog, perché ne valeva la pena. Voi pensate che al Fate Bene Fratelli io sono rimasto fermo in stanteria 2 giorni. E qualcuno dirà, veramente sei rimasto 2 giorni fermo al pronto soccorso e con una gamba rotta? Sì, perché non c'erano posti letto. E anche alla mia autorizzazione di poter essere inserito in un altro ospedale, il risultato è stato che non c'erano posti letto. E questa è la famosa sanità lombarda. Al di là dell'ospedale in sé, quello che mi ha lasciato veramente scioccato erano le urla strazianti, i rumori, le grida. 2 giorni al pronto soccorso era come stare in un limbo infernale, una cosa allucinante. Oltre al fatto che ero associato a un dolore spaventoso alla gamba che non riuscivo a terminare neanche con gli antidolorifici. Quando finalmente sono stato portato in reparto, per fortuna ho avuto anche un compagno di letto bello tranquillo, quasi tranquillo diciamo così, e non vado oltre, ho dovuto aspettare ancora per essere operato. Mi dovevano operare il 15 dicembre, quindi il giorno del mio compleanno, e invece purtroppo hanno scelto un'altra persona da operare. E io ho dovuto aspettare ancora, quindi dal momento dell'incidente al momento dell'operazione, il 20 di dicembre, sono passati ben 8 giorni, che per me sono tantissimi, perché vuol dire una settimana in più di convalescenza, una settimana in più di esercizi, una settimana in più di rischio di perdere tutti i clienti che io ho guadagnato nel corso degli anni. Cosa posso dire di questa esperienza? Brutta, molto spiacevole, sfortunata in tutti i sensi, anche perché se c'è una cosa che non riesco a perdonarmi è che da una caduta così imbecille abbia rovinato le festività all'intera mia famiglia. Sì, perché io sono una di quelle persone che pensa seriamente, molto con grande serietà, che siamo sempre noi i responsabili di quello che facciamo. L'autodeterminazione ci è stata data, quindi se noi siamo autodeterminati è ovvio che siamo noi colpevoli di ogni pasticcio che noi realizziamo. Spero
di riuscire a fare il miracolo e di ritornare molto velocemente a camminare, anche perché se no sono nella merda fino al collo per quanto riguarda il lavoro, perché come libero professionista se non ritorno subito a lavorare poi dopo sono nei pasticci e se non lavoro non pago l'affitto, se non pago l'affitto non posso neanche pagare né da mangiare né le bollette. Insomma, non è proprio una situazione piacevole e non ci voleva. L'unica cosa positiva è che è accaduto sotto le festività, quindi quando il lavoro comunque è morto, perché sono tutti uffici e varie cose sono chiuse. Ma poi dopo il 6 mi dovrò rimettere velocemente in sesto e cercare in qualche modo di risolvere velocemente questa situazione. Che altro dire? Spero che abbiate passato delle buone feste, un buon Natale, che il Capodanno sia stato bello e che soprattutto questo 2017 che è finito in questo modo, e non solo per me, a quanto pare anche per altre persone che conosco, è stato piuttosto difficile, piuttosto complicato, possa ricominciare, forse perché il 2017 aveva come termine la data il 17 e quindi un po' di sfiga alla portata. Beh, ora che è incominciato con il 18, vediamo di farlo partire con il piede giusto. A tutti voi ancora un buon anno da Sardustinato. E commentate, iscrivetevi al mio canale o mettete un like, perché tranquilli che fra poco ritornerò e molto probabilmente andrò a discutere su Black Mirror in modo molto più approfondito. Auguri ancora a tutti voi.